Buongiorno a tutti, lunedì 2 maggio, 12 in punto e siamo insieme per Focus TG fino alle 13:30, quindi tutto il tempo per vedere cosa è successo nel fine settimana. Insomma, c'era anche il 1° maggio, quindi c'è anche da andare a vedere un po' che cosa è accaduto per questa giornata un po' particolare e naturalmente insomma poi anche capire quali sono le notizie di oggi, del giorno, e che poi verranno riprese dai nostri notiziari. Insomma è un po' un modo per farvi compagnia, lo sapete, come sempre in questo orario un po' particolare ci si prepara al pranzo, ma nello stesso tempo insomma magari televisione accesa e Focus a farvi compagnia. E le notizie insomma di oggi sono legate un po' alla pandemia, perché a quanto pare insomma c'è un calo dei dati, quindi diciamo un'ulteriore tendenza positiva proprio nel giorno in cui spariscono, tra virgolette, le mascherine, il Green Pass, insomma salvo casi particolari. È una giornata che ricorderemo, in cui si può rinunciare, si può fare a meno di utilizzare Green Pass e mascherine. Insomma, da anni ormai aspettavamo una giornata come questa. Abbiamo la cronaca che arriva purtroppo dalle strade con alcuni incidenti anche mortali. Abbiamo la Guardia di Finanza che è intervenuta tra l'altro proprio nel Vicentino e nel Bassanese. Insomma, un po' di notizie di questo tipo. Ancora si parla di Ahmed, il giovane padovano che a quanto pare insomma si è tolto la vita gettandosi nel Brenta a Padova. C'è una raccolta fondi per lui fatta a favore della famiglia, e quindi parleremo di tutto questo anche nei collegamenti esterni che abbiamo in programma con i nostri colleghi. E partiamo proprio da Padova e partiamo con la cronaca. Lo facciamo parlando di un evento proprio di queste ore, perché abbiamo Francesco Pascetta, che è il bimbo di 6 anni positivo al Covid, che è morto per una crisi respiratoria, e sarà l'autopsia a fare luce su quello che è accaduto veramente. Allora insomma i colleghi della redazione di Padova hanno preparato questo servizio. Non è pronto. Un servizio che non è ancora però pronto, perché è proprio in preparazione in queste ore, in questi minuti. Ecco, ce l'abbiamo. È morto durante il viaggio in ambulanza da Codevigo al pronto soccorso pediatrico di Padova. Francesco Pascetta, 6 anni, era stato caricato in codice rosso sul mezzo del 118 di Piove di Sacco. Una volta arrivati a casa del piccolo in località Conche, i sanitari lo avevano trovato senza conoscenza a causa di una severa crisi respiratoria. Quindi la corsa a Padova, dove l'ambulanza è arrivata alle 5:50 del mattino. Dalle informazioni fornite dall'azienda ospedaliera di Padova, da mercoledì 27 aprile Francesco era risultato positivo al SARS-CoV-2 a seguito di un tampone effettuato a Chioggia. È stato richiesto un riscontro diagnostico. Il magistrato ha disposto l'autopsia. Il piccolo avrebbe compiuto 7 anni il prossimo 11 maggio. Eccoci qui, allora appunto come dicevamo novità legate all'autopsia di questo bambino, e più tardi avremo proprio aggiornamenti che arriveranno da Padova su questo fronte. E dicevo che insomma la cronaca ci porta anche in altre province per vari motivi, compresa cronaca, possiamo definirla giudiziaria in un certo senso, che arriva dalla Guardia di Finanza di Vicenza, ma anche insomma il fine settimana ha portato anche ad un arresto per resistenza, sempre nel Vicentino. Un cittadino straniero infatti ha picchiato un carabiniere per sottrarsi al controllo che voleva effettuare su di lui, sui documenti, e quindi è stato arrestato questa persona per violenza, resistenza a pubblico ufficiale, ma anche per detenzione di sostanze stupefacenti.
Arrestato dai carabinieri di Longare per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un tunisino 39enne irregolare sul territorio nazionale. Nel pomeriggio del 29, mentre si trovava al Parco Querini, si è dato alla fuga in bici dopo aver notato la presenza dei carabinieri che dopo un inseguimento sono riusciti a bloccarlo. L'uomo, per sottrarsi ai controlli, ha colpito uno dei due militari causandogli lesioni lievi. È stato poi perquisito e trovato con 1,5 grammi di hashish e 46 grammi di cocaina e 60 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato. Queste sono le notizie che arrivano dal Vicentino, dicevo, sempre cronaca, insomma, che riguarda il nostro nord-est. Vi avevo però anticipato anche che è una settimana, diciamo, di tendenza positiva per il Covid. Infatti nell'ultima settimana la curva ha ripreso a scendere. Speriamo che con la bella stagione la situazione migliori ulteriormente, dice Nino Cartabellota, che è il presidente della fondazione Gimbe, che dall'inizio della pandemia fondazione che ha tenuto sotto controllo i dati, l'andamento, la cosiddetta curva, ecco, diciamo, dei contagi. Cos'altro dice? Che insomma, essere vaccinati è comunque importante, perché si evita anche il cosiddetto long covid, non prendendo la malattia, e che sulle quarte dosi si sta iniziando a muovere qualcosa, ma quarte dosi che hanno numeri ancora veramente molto bassi. Comunque, insomma, la notizia è: si spera nella bella stagione che ci sia ancora un miglioramento della situazione, ma già nell'ultima settimana, a quanto pare, insomma, un miglioramento della tendenza, curva che scende. Torniamo alla cronaca a Padova. Per un violento scippo, siamo nella zona Sacro Cuore, quindi a nord di Padova, e addirittura la vittima, un'anziana, è rimasta ferita al volto e al torace. È stata sorpresa alle spalle da un malvivente che l'ha scippata mentre stava rientrando a casa dopo aver trascorso il pomeriggio al centro anziani. Una signora di 87 anni, residente a Padova in via Franzela, è finita in ospedale con 3 costole rotte, naso e volto tumefatti. L'episodio è avvenuto mercoledì pomeriggio nel quartiere Sacro Cuore. L'anziana ha lasciato subito la borsa afferrata dal ladro, ma è stata trascinata a terra con violenza. L'87enne ha dato l'allarme ai familiari, che hanno subito allertato i carabinieri, e ora è caccia all'uomo nel quartiere. La vittima, sorpresa alle spalle, non ha saputo dare molti elementi utili all'identificazione, solo pochi dettagli. Era un uomo con la carnagione scura e indossava un giubbetto rosso. Il ladro si è dato alla fuga. I carabinieri ora stanno indagando e alcuni riscontri potrebbero arrivare anche dalle telecamere della zona. Nel frattempo l'anziana è stata portata in pronto soccorso, dove è stata medicata. Sta bene, ma è ancora in stato di shock. Notizie che fanno veramente riflettere, soprattutto quando, insomma, vedono vittime i nostri anziani, e quindi certamente colpiscono. Oltre alla pandemia c'è anche l'influenza, e anche qui la curva è in calo, anche se ci sono ancora 217.000 casi a settimana, mai così alta l'incidenza in questa fase dell'anno, quindi tanta influenza che circola, oltre al Covid, che speriamo sia in calo, ma stagione influenzale che sembra avviarsi però verso la conclusione, quindi ancora tanti casi, ma quindi addirittura da 20 anni pensate che non c'era un numero di casi di influenza così alto, però comunque anche questo sembra essere in calo, soprattutto nella fascia 0-4 anni, calo maggiore, e poi insomma nelle altre fasce di età 5-14, 15-64 anni, eccetera eccetera. Ancora la cronaca, vi avevo anticipato che insomma c'erano stati una serie di incidenti, alcuni anche mortali, nel nostro nord-est. Adesso ci spostiamo nell'Alta Padovana, dove ha perso la vita un 20enne di Cittadella nelle scorse ore. Paola Zonta aveva compiuto 20 anni meno di 10 giorni fa, il 21 aprile. La sua giovane vita si è fermata venerdì nel tardo pomeriggio ad Abbazia Pisani di Villa del Conte, lungo via Commerciale, la strada che collega Loreggia a Campo San Piero. Guidava una Fiat Punto diretta a un ritrovo con alcune amiche e forse a causa di un malore o di una distrazione ha invaso la corsia opposta, schiantandosi frontalmente contro un camion. La ventenne, impiegata, che viveva con la famiglia a Santa Maria di Cittadella, è morta sul colpo.
colpo. Nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha potuto solo decretare il decesso della giovane. Sul posto anche i vigili del fuoco arrivati da Cittadella, che hanno messo in sicurezza i mezzi. Illeso l'autista del mezzo pesante. Ecco, sì, guardavo che insomma, la cronaca è fatta purtroppo di incidenti, ma è fatta anche di controlli, specialmente insomma, nei fine settimana. Spesso le polizie locali, carabinieri, polizia e guardia di finanza tengono d'occhio magari le zone in cui sanno che più frequentemente circola la droga, circolano gli stupefacenti, e quindi ovviamente un occhio ancora più attento in queste zone e, come dicevo, nel fine settimana. Nei comuni a nord di Vicenza, per la precisione, i controlli questa volta sono stati effettuati dalla polizia locale ed è stato denunciato uno spacciatore. Sentiamo. Due ville, uno spacciatore 45enne è stato denunciato dagli agenti di polizia locale nord-est vicentino durante un controllo antidroga nella serata di lunedì. In via Rossini i poliziotti, avendo riconosciuto l'uomo per i suoi precedenti di spaccio di cocaina, hanno fermato il 45enne per accertamenti. In suo possesso gli agenti hanno rinvenuto 10 grammi di cocaina suddivisi in 2 involucri. Per questo motivo lo spacciatore è stato deferito all'autorità giudiziaria. Sempre gli uomini della polizia locale nord-est vicentino hanno segnalato alla prefettura di Vicenza come assuntori di stupefacenti 2 ragazzi di Tiene. Martedì scorso i giovani, uno dei 2 minorenne, sono stati sorpresi in via Kennedy a fumare hashish. Sono stati trovati in possesso di 2 frammenti dello stesso stupefacente per un totale di quasi 18 grammi. Ci fermiamo per un attimo, breve pausa, poi torniamo e continuiamo con la cronaca, andiamo a Venezia. Eccoci tornati, abbiamo anticipato che ci saremmo collegati con le nostre redazioni. Allora partiamo subito con il primo collegamento che facciamo, mi pare, da Venezia con Anna Maria Parisi. Se non sbaglio siamo in una delle sedi della Regione Veneto. Vai Anna Maria, buongiorno. Eccoci, sì, buongiorno a te, siamo appunto in diretta dal Palazzo Grandi Stazioni della Regione del Veneto qui a Venezia, dove è appena terminata la conferenza stampa sul punto in merito all'aggiornamento del nuovo piano strategico 2021-2023 per la tutela della salute e della sicurezza sui posti di lavoro. 7,5 milioni la cifra stanziata dalla Regione in materia di prevenzione derivanti dai fondi delle sanzioni alle aziende che appunto non hanno rispettato il codice etico, chiamiamolo così, sulla sicurezza. Al primo posto in materia di incidenti purtroppo mortali sul lavoro, le costruzioni con l'edilizia, quindi segue l'agricoltura e la metalmeccanica, dove si devono concentrare maggiormente gli sforzi, così ha detto l'assessore regionale alla salute Emanuela Lanzarin. Basti pensare che già in questi primi mesi dell'anno si è superato in materia di infortuni il dato del 2020 e quello del 2021. A proposito di dati drammatici, i numeri che raccontano le storie degli infortuni mortali sul lavoro, ben 12 quelli registrati da inizio anno ad oggi, con Venezia e Verona le province più colpite. E qui ho accanto a me, ringrazio per l'attesa, Tiziana Basso, il nuovo segretario regionale della CGIL del Veneto. Buongiorno segretario, si è detto che insomma ieri 1° maggio, giornata molto importante per quanto riguarda la questione della sicurezza sul lavoro, ma non meno importante l'altra data, quella del 28 aprile, giornata mondiale sulla sicurezza sul lavoro. Sì, sono state 2 giornate fondamentali, credo che oggi si faccia un passo in avanti nel senso di migliorare la situazione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. C'è un lavoro da fare perché si parte con oggi. I dati che lei ha snocciolato sono dati molto preoccupanti, riguardano soprattutto lavoratori giovani o over 60, questo è un tema che ci deve interrogare rispetto all'efficacia della formazione che si fa.
e rispetto anche alle modalità di inserimento soprattutto dei giovani nei luoghi di lavoro. Quindi oggi è un momento importante, ma è una partenza, da qua si parte e chiederemo chiaramente alla Regione di rispettare gli impegni presi in questa giornata importante per noi. In questa direzione. Hai domande da studio, Federico? Ma magari capire anche se c'è una differenza tra uomini e donne, cioè se sono dati omogenei, certo, o divisi un po' per fasce di età e per sesso. Sì, ecco, era una curiosità che avevo anch'io. Dunque, da studio ci chiedono se abbiamo dei dati, se questi dati sono omogenei oppure c'è una differenziazione per quanto riguarda anche la fascia di uomini e donne. Allora, gli infortuni mortali colpiscono, nei luoghi di lavoro colpiscono in maggior parte gli uomini, ma questo riguarda anche la percentuale di presenza nel mondo del lavoro, mentre gli infortuni in itinere, quindi nel viaggio, andata e ritorno dal lavoro, riguardano soprattutto le donne, e questo è un dato significativo rispetto al fatto che i carichi di lavoro, di cura, sono ancora sulle donne e che devono correre avanti e indietro tra il luogo di lavoro e la casa, e questo purtroppo porta spesso degli infortuni in itinere. Questo è un dato significativo sulla condizione femminile nel mondo del lavoro. Sì, in effetti questo è un dato veramente molto significativo e oltre che indicativo, perché più del 50% degli infortuni, anche mortali purtroppo, si verificano proprio sono dovuti al fatto che si sta raggiungendo il posto di lavoro, quindi è dovuto ad incidenti stradali in itinere, appunto. Sì, esattamente, questo è un tema importante da affrontare assieme agli altri temi di infortunio. Il tema dei tempi molto stretti che spesso si hanno, anche dei tempi delle città che accompagnano i lavoratori che non devono solo andare al lavoro ma anche curare gli altri impegni, è un tema fondamentale. Dobbiamo lavorare anche su questo aspetto. Tenga conto che appunto il fatto che per la maggior parte sono donne quelle che hanno gli infortuni in itineri, avendo un tasso di occupazione che è del 20% inferiore a quello degli uomini, rappresenta un punto su cui impegnarsi. Grazie mille. E quindi Federico, se non hai altre domande da studio, ringrazio Tiziana Bass e restituisco la linea. Grazie ad entrambe, buon lavoro naturalmente, buon lavoro al segretario. Rimarrei a Venezia perché la cronaca ci parla anche di quello che è accaduto nelle scorse ore con uno scontro tra due vaporetti appunto a Venezia. Un uomo ha perso però il controllo un po' di se stesso per la troppa attesa all'imbarco proprio dopo questa vicenda, cioè lo scontro tra i vaporetti, e ha picchiato un marinaio, quindi insomma veramente arrivati ad un livello che non è più tollerabile. Sentiamo cosa è successo. Nuova aggressione alla CTV alle fondamente 9 con un marinaio picchiato dal passeggero rimasto a terra da Murano e che dopo aver preso il vaporetto successivo, sempre della linea 3, dopo mezz'ora di attesa, ha dato libero sfogo alla rabbia per essere rimasto a terra a causa del sovraffollamento, riuscendo a raggiungere il marinaio in sosta nella saletta utilizzata dal personale CTV. L'aggressione colpendo al volto ieri sera il povero marinaio, un ragazzo di 27 anni preso decisamente alla sprovvista dal passeggero furioso. Il marinaio è stato subito soccorso dai colleghi. L'aggressione dopo lo scontro di ieri pomeriggio tra due vaporetti al Ponte delle Guglie, quando una turista è rimasta ferita. Tratto del canale, quest'ultimo, dove la navigazione è diventata molto difficile perché gli spazi di manovra risultano risicati a causa del traffico acqueo diventato particolarmente sostenuto, specie al mattino. Per il controllo del territorio, insomma, per essere, diciamo così, sempre all'avanguardia anche da un punto di vista tecnologico, insomma, conosciamo che ci sono le telecamere che possono rilevare la targa con un sistema di videosorveglianza, e a Belluno ci sono 47 postazioni di questo tipo e in pratica tutto il territorio della provincia è sotto controllo, e parte, primo in Italia, un progetto di sicurezza urbana per tenere sotto controllo in pratica ogni angolo della provincia di Belluno, e quindi è stato presentato questo progetto che riguarda sicurezza e videosorveglianza. Quando si dice fare gioco di squadra, è partito dal basso, dai sindaci, e si è esteso ai più alti livelli istituzionali delle forze dell'ordine provinciali il progetto unitario di rilevazione targhe e videosorveglianza che dal 1° di aprile ha reso operativo un sistema di controllo esteso a tutta la provincia di Belluno e destinato a fare scuola in Italia. Probabilmente uno dei primi esempi in Italia
è un progetto di alta tecnologia che va ad inserirsi come una tessera di un mosaico in quello che noi chiamiamo piano coordinato di controllo del territorio. 47 postazioni, di cui 30 perimetrali, 17 intermedie, un investimento di 935.000 euro complessivo, 900 dal Fondo Comuni Confinanti, 35 dal Consorzio Bimpiave, che si farà carico delle spese di gestione annuali. È una piattaforma totalmente web, accessibile solo alle forze dell'ordine, quindi polizia, carabinieri e guardia di finanza. Ciascun operatore ha una sua password personale, può accedere, può fare una selezione per singolo varco e quindi vedere tutte le auto che passano nel varco X o Y, oppure può fare una ricerca per targa. Un progetto di prevenzione e gestione della sicurezza ai massimi livelli, con un prossimo salto di qualità. Il secondo passaggio è l'integrazione con l'SNCC di Napoli, che a sua volta acquisisce questi dati e li allinea con tutte quelle situazioni, diciamo, di auto rubate, di auto non a norme, di auto che sono state oggetto di eventi particolari, e quindi questo è il salto di qualità. A questo scopo il prossimo 20 maggio saranno stanziati ulteriori 500.000 euro, utili anche per il potenziamento delle postazioni intermedie di controllo di un territorio proiettato agli anni impegnativi che lo separano dall'evento olimpico. È una cinturazione elettronica del nostro territorio, e tutte le auto che entreranno e saranno in transito potranno essere visualizzate con specifici alert. Certo, servirà a potenziare gli organici delle forze dell'ordine, l'auspicio del Presidente del Fondo dei Comuni di Confine, impegnato anche sul fronte del sostegno alle amministrazioni per realizzare le progettazioni in corso, che rischiano di restare azzoppate dagli aumenti dei prezzi delle materie prime. Tutto molto interessante questo progetto sulla sicurezza, sulla videosorveglianza. Allora, da Belluno però torniamo in pianura, andiamo a Padova velocemente, perché poi Valentina ha tanti impegni, quindi Valentina Visentin, che è in un bell'angolo verde della città. Raccontaci dove sei. Sì, buongiorno Federico, sono in zona Volta Barozzo, in una delle parti in cui sorgerà il tragitto della nuova linea del tram, la SIR 3, la seconda linea del tram, quella che collegherà appunto il quartiere di Volta Barozzo con la stazione, perché ovviamente sono arrivate importanti notizie sui tempi che ci separano, quindi sui giorni che ci separano dall'arrivo di questa nuova linea del tram. Nei giorni scorsi infatti APS Holding, che è la partecipazione del comune che ha bandito la gara di realizzazione, ha firmato il contratto con le ditte vincitrici, che sono capitanate dal Consorzio Stabile Europeo, che raggruppa una serie di imprese edili della Veronese. Dunque è iniziato il cronoprogramma. Da questo momento parte la progettazione esecutiva dell'opera, che dovrebbe concludersi a luglio, poi ci sono i tempi tecnici per alcune verifiche, a novembre dunque l'avvio dei cantieri per la seconda linea del tram, che tempo 19 mesi dovrebbe concludersi, e quindi entro l'estate del 2024 a Padova dovrebbe essere in funzione questa nuova linea del tram. Qui con me c'è Liliana Gori, che è la portavoce del comitato No Rotaie, che da anni si batte invece contro la realizzazione del tram, mettendo in evidenza alcuni problemi strutturali del quartiere. Questa notizia secondo lei, insomma, che impatto avrà, e soprattutto che cosa vi sentite di dire? Beh, semplicemente che 2 anni per iniziare e completare un'opera abbastanza impegnativa mi sembrano veramente un po' troppo pochi, tenendo presente anche che se anche c'è l'affidamento alla gara adesso, quindi ci sarà la progettazione esecutiva, comunque mancano ancora documenti e c'è la riserva nel caso in cui siano stati presentati o meno, e anche il grosso dubbio che possa anche venire stracciato il contratto. Detto questo, c'è anche grosse problematiche di infrastrutture. Parliamo solamente del ponte di Volta Barozzo, che 2 anni forse e anche di più serviranno solo per quello, quindi non è un passaggio pedonale ma un ponte che serve a far passare un tram. Siamo in questa zona dove ovviamente passeranno 2 mezzi, e lo spazio che è necessario per questo spazio qua sono esattamente 7 metri di corsie per 2 mezzi, più le 2 ciclabili che dovrebbero affiancare. La vedo molto
molto dura questi 2 anni di poter completare e mettere in servizio, ma la domanda resta sempre solo una: con quali mezzi? Che non c'è nessun preliminare, contratto o qualsiasi altra cosa che denota l'acquisto, anzi la nuova costruzione di nuovi mezzi per questa linea, sempre che non vogliano portarci i famosi mezzi dismessi di Latina, e che comunque sono mezzi che sono fermi da almeno 15 anni, quindi per una linea nuova avere mezzi lasciati lì da anni con una tecnologia di allora mi sembra quanto non azzardato, ma una follia. Queste le notizie per quanto riguarda la cronaca bianca. Purtroppo dal Padovano tante anche le notizie di cronaca nera, in primis il caso del bimbo di 6 anni morto all'alba di sabato per una crisi respiratoria, era positivo al Covid, è stata disposta l'autopsia, abbiamo già realizzato un servizio che se volete può andare in onda con tutti gli ultimi sviluppi su questa triste vicenda. Da Padova è tutto, vi restituisco la linea. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Francesco Pascetta, il bambino di Codevigo di 6 anni, morto all'alba di sabato mattina per una crisi respiratoria. Il piccolo era risultato positivo al Covid lo scorso 27 aprile ed era stato visitato anche al pronto soccorso di Chioggia, dove era stato portato perché non stava bene e aveva la febbre alta, ma era stato dimesso poco dopo. I genitori avevano poi nuovamente chiamato l'ambulanza che aveva visitato a casa Francesco. La situazione è peggiorata all'alba di sabato mattina. L'ambulanza di Piove di Sacco questa volta ha portato il bambino in pediatria a Padova, ma la crisi respiratoria era così forte che Francesco è arrivato morto in ospedale. I genitori, stravolti dal dolore, e la sorellina di 9 mesi sono tutti positivi e sono in isolamento a casa. I propri genitori e i loro familiari hanno espresso rammarico per non aver vaccinato Francesco. Il bambino non aveva patologie respiratorie, negli ultimi 2 anni era stato in cura per alcuni accertamenti ma non riguardavano l'apparato respiratorio. La notizia della morte di Francesco Pascetta, che avrebbe compiuto 7 anni, ha sconvolto le comunità di Chioggia e Pelestrina, dove vivono i nonni e dove sono cresciuti i genitori, e anche il comune di Codevigo. Il consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio in memoria del piccolo. Nel frattempo l'ospedale di Chioggia ha fatto sapere che sono in corso accertamenti sugli accessi in pronto soccorso del bambino. Ecco dunque gli aggiornamenti, ce ne saranno ancora nei prossimi giorni e nelle prossime ore. La redazione di Padova ci terrà informati su questa tristissima vicenda che appunto non è conclusa, perché l'autopsia dovrà chiarire cos'è accaduto veramente al piccolo e insomma anche capire se ci saranno ulteriori risvolti. Abbiamo sentito parlare di tram da Valentina, dalla sua ospite, che è certamente invece uno dei temi caldi. La campagna elettorale insomma sta entrando nel vivo a Padova per scegliere il nuovo sindaco, 12 giugno l'appuntamento, e sicuramente il tram è uno di quei temi che sta accendendo il confronto tra i vari candidati. Adesso ci fermiamo per un attimo, poi torniamo a Padova ancora con la cronaca. (12:34) ancora insieme con Focus fino alle 13:30. Abbiamo parlato molto di cronaca, di tanti fatti avvenuti a nord-est, dagli incidenti alla morte del giovane padovano Ahmed, al ragazzino invece sempre padovano della provincia di Padova, morto per una crisi respiratoria e positivo al Covid. Abbiamo parlato di tram, abbiamo parlato anche della pandemia, con numeri che a quanto pare sono in calo, e questo ovviamente non può che andare bene. Stavo guardando le previsioni del tempo, ecco, non c'entra nulla con tutto questo, però stavo vedendo che una settimana è prevista, una settimana instabile, con piogge, sole, perturbazioni. Da giovedì potrebbe anche piovere a nord-est, quindi insomma stavo un po' cercando di capire che cosa ci aspetta nelle prossime ore. Vi ho accennato di Ahmed e il giovane padovano che si sarebbe tolto la vita gettandosi nel fiume Brenta. Ha ovviamente lasciato nello sconcerto l'intera famiglia, che è ancora convinta ci possa essere stata una causa esterna che l'ha in un certo senso portato a compiere questo gesto estremo, e intanto è stata anche avviata una sorta di raccolta fondi a favore della famiglia. Vediamo un po' qual è il punto della situazione su questo fronte.
Si attendono in questi giorni gli esiti degli esami tossicologici sul corpo di Ahmed Joudier, il 15enne padovano rinvenuto cadavere nelle acque del Brenta dopo essere scomparso da casa la sera di giovedì 21 aprile. L'autopsia nel frattempo ha confermato la morte per annegamento e escluso segni di violenza sul corpo del giovane. La comunità si è attivata con una raccolta online per sostenere la famiglia. In pochi giorni, grazie alla piattaforma GoFundMe, sono stati raccolti oltre 7.000 euro. La data dei funerali non è ancora stata stabilita. La mamma e la sorella si sono affidate all'avvocato Andrea Sanguin. In procura intanto resta aperto il fascicolo per istigazione al suicidio. La famiglia del 15enne, studente del Bernardi, è convinta che il ragazzo possa essere stato influenzato da qualcuno, magari conosciuto online. Nessuna pista è esclusa dal cyberbullismo ad una rete di giochi online. La squadra mobile ha sequestrato il cellulare e la PlayStation, dispositivi che in questi giorni sono analizzati da un esperto informatico incaricato dalla procura. Nel frattempo anche la famiglia di Henry, il 17enne di Cadoneghe che si è tolto la vita lo scorso 20 settembre nello stesso punto del Brenta in cui si sarebbe gettato Ahmed, ha chiesto attraverso il suo avvocato che venga riaperta l'indagine sulla morte del figlio. Eccoci ancora qui con notizie, servizi che arrivano dalle nostre redazioni. Ho fatto un sorriso perché eravamo proprio al limite, stavo parlando con la regia, ma siamo rientrati dopo il servizio su Ahmed e cronaca ancora perché questa volta volevo portarvi fuori dal Veneto, nel senso che, come sapete, spesso andiamo anche in Friuli Venezia Giulia con i nostri colleghi di Tele4 e che insomma ci danno uno spaccato spesso anche di quello che accade a nord-est, ma ancora più a nord-est di dove siamo noi. C'è un ragazzo 17enne che purtroppo è precipitato dal tetto dell'ex fiera di Trieste e insomma un ragazzo che conosceva bene quella zona. Sentiamo però meglio che cosa è successo. Un volo di 10 metri, poi lo schianto a terra. A 17 anni il ragazzo di origine straniera, morto ieri sera dopo essere precipitato da uno degli edifici abbandonati dell'ex fiera di Trieste, un luogo in dismissione da anni, ex sede della redazione di Tele4. Attualmente non si esclude alcuna ipotesi, anche se molti elementi farebbero pensare a un gesto estremo. A lanciare l'allarme sono stati dei passanti che attraverso il cancello all'incrocio tra via Rossetti e via Revoltella hanno notato il corpo del ragazzo steso a terra. Secondo le indiscrezioni, una donna avrebbe visto il 17enne precipitare e poi schiantarsi al suolo. Gli agenti della polizia locale sono stati i primi ad arrivare nel comprensorio abbandonato, ma nel giro di pochi minuti ecco giungere anche la gazzella dei carabinieri, i vigili del fuoco e la squadra mobile con la scientifica per i rilievi. Gli operatori del 118 hanno provato di tutto per rianimare il 17enne, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Durante le operazioni l'area è stata delimitata dai pompieri e un telo è stato posizionato sul cancello d'ingresso per schermare la scena ai curiosi. Il corpo è stato avvolto nella coperta isotermica, mentre gli uomini della scientifica fotografavano la zona dell'incidente e misuravano la distanza tra il terreno e il punto da cui si presume sia precipitato il 17enne. Il giovane straniero abitava da tempo a Trieste con la famiglia, conosceva la zona e frequentava una scuola vicino all'ex fiera. Una vicenda particolare, purtroppo drammatica anche in questo caso. E con la cronaca ancora ci spostiamo a Vicenza adesso, perché nell'Alto Vicentino un giovane accusato da un'amica è stato arrestato per violenza sessuale. Un giovane 22enne originario del Mali, residente in provincia, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale. Ad accusarlo una ragazza ventenne di origini senegalesi residente nell'Alto Vicentino, con la quale il 22enne aveva stretto un rapporto di amicizia. I fatti risalirebbero ad ottobre 2021. In quel periodo la ragazza aveva denunciato ai militari la violenza subita. Immediato l'avvio delle indagini che hanno portato i carabinieri ad acquisire elementi concreti e circostanziati per avvalorare quanto dichiarato dalla vittima. Il quadro indiziario, che alla fine si è composto nei riguardi del ragazzo, ha convinto il GIP di Vicenza ad emettere un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Ieri mattina i carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza, con i colleghi della compagnia di Schio, hanno dato esecuzione alla misura cautelare.
E adesso andiamo a Venezia, dove, lo sapete sicuramente, c'è stato uno scontro tra vaporetti nei giorni scorsi, con anche una turista ferita. Si sono praticamente rotte le vetrate di uno dei due vaporetti, ma ancora non si è capito esattamente cosa è successo, come sia andata, quali siano le cause. Facciamo un po' il punto della situazione con il servizio che arriva dalla redazione di Venezia. Siamo in attesa di vedere i filmati delle telecamere della polizia locale. Lo faremo, visioneremo questi filmati lunedì e poi cercheremo di capire esattamente la dinamica dell'incidente. Così il direttore generale del CTV, che anticipa il previsto incontro di inizio prossima settimana dell'azienda nella Smart Control Room della polizia locale al Tronchetto, anche con la Capitaneria di Porto, per capire quale sia stata la causa dell'incidente tra i due vaporetti in cui è rimasta ferita una turista dopo che si sono scontrati frontalmente all'imbarcadero delle Guglie a Venezia ieri pomeriggio. Per il vaporetto che arriva un motoscafo che va nella direzione opposta e un altro mezzo, quello di Ale Laguna, adibito al trasporto di persone da qui verso l'aeroporto, che parte. Insomma, il tratto di canale in cui si è verificato l'incidente qui alle Guglie è veramente molto trafficato, di conseguenza per i mezzi CTV le manovre risultano essere in uno spazio molto risicato. Allora saranno le immagini di videosorveglianza che verranno visionate lunedì a dare una risposta al motivo dello scontro tra i due mezzi. Vaporetti che a causa della ristrettezza degli spazi si sono letteralmente incastrati, con la prua del 5.2 finita contro la cabina della linea 3, provocando la rottura dei finestroni, con la turista colpita al volto dalle schegge di vetro. È un incrocio abbastanza... dovrebbero mettere una specie di... non lo so, non dico semaforo, ma qualcosa che si possano vedere entrambi, perché c'è anche la Laguna, guardi, oltre che i vaporetti. È trafficato, ma non c'è mica soluzione, però si mettono meno battelli o cosa si fa? 12.43, è interessante sentire i residenti tante volte proprio per capire qual è il loro pensiero. A volte arrivano anche dei suggerimenti molto validi da parte dei cittadini per risolvere problemi che magari loro vivono quotidianamente perché li hanno sotto casa, e quindi quale migliore soluzione di chiedere a loro come si potrebbero affrontare certe difficoltà. 12.43 che forse nel frattempo non sono diventate 44, sono sempre 43. E allora breve pausa, poi torniamo ancora alla cronaca. Voi sareste pronti per il collegamento? 12.46, ben ritrovati, e adesso la possibilità di parlare un attimo, velocemente, insomma, intanto facciamo un passaggio veloce sul 1° maggio, perché insomma ci sono state davvero tante manifestazioni, migliaia di persone. Facciamo un po' il punto di quello che riguarda Padova, quindi 1° maggio di manifestazioni e in migliaia in piazza. Pace e lavoro precario, i temi del 1° maggio scelti dai sindacati, che sono tornati a celebrare la festa dei lavoratori in piazza. Erano in 500 in Piazza dei Signori ieri mattina. Sul palco sono intervenuti i segretari generali di CGIL, CISL e UIL, la rettrice dell'Università di Padova ed esponenti politici e del volontariato. Quella di Piazza dei Signori non è stata l'unica manifestazione dedicata al lavoro. A Padova, ADL Cobas ha sfilato in corteo nel pomeriggio dalla stazione al Parco Milkovic. Il 1° maggio è stata una giornata ricca di manifestazioni a Padova. Dopo 2 anni di assenza, la comunità cingalese è tornata in piazza per celebrare la loro festa nazionale, prima con la messa al santo, di cui sono molto devoti, e poi con un sit-in in Piazza della Frutta per ricordare le vittime dell'eccidio di Pasqua del 2019. Nel pomeriggio in Prato della Valle, manifestazione nazionale dei movimenti Novax e No Green Pass, che ha riunito circa 3.000 persone che hanno fatto un corteo per le strade della città. Sul palco del Prato presenti anche Enrico Montesano e Giuseppe Povia. Un altro po' di cronaca, perché allora ci spostiamo nel Vicentino per parlarvi di un provvedimento di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Valbrenta, quindi insomma siamo
nel Bassanese la confisca di immobili, terreni e automezzi eseguiti dalla Guardia di Finanza di Bassano, appunto, e dai carabinieri della Compagnia di Vicenza. Il provvedimento arriva dalla convalida di un sequestro d'urgenza disposto dalla Repubblica di Venezia e molti reati predatori alla base, sfociati poi in procedimenti giudiziari, misure cautelari, provvedimenti amministrativi. Insomma, c'è un indagato che con questa somma di procedimenti per reati predatori, quindi furti e cose di questo tipo, si è arrivati quindi nei confronti di questo indagato alla sorveglianza speciale. Gli accertamenti hanno evidenziato la sproporzione tra i redditi di questa persona, che erano davvero esigui, dichiarati dal nucleo familiare, e il patrimonio che invece aveva, tra immobili, terreni, automobili, altri immobili intestati a terze persone del nucleo familiare. E quindi cosa succede? Che con la sorveglianza speciale e la confisca di un immobile, di 2 terreni, 2 camper, 2 vetture per 120.000 euro di valore, intestati alla moglie, ai familiari, insomma così, si è arrivati un po' a mettere un punto su questa indagine. Quindi l'indagato, insomma la persona che è stata colpita da questo provvedimento, deve rimanere, quindi obbligo di soggiorno, nel comune di Valbrenta. Sempre a Venezia, anzi non scusate, sempre a Venezia, sempre la cronaca ci porta a Venezia dove un agente di Venezia si è esibito in uno spogliarello durante la festa della donna e per questo finirà davanti alla commissione disciplinare della polizia locale. Probabilmente non aveva previsto che esibirsi in uno spogliarello in un locale pubblico di fronte ad una platea di donne che festeggiavano l'8 marzo lo avrebbe portato di fronte alla commissione disciplinare della Polizia Locale di Venezia. L'agente spogliarellista per una notte pensava tutt'al più di essersi esibito tra amici. Oltretutto si trovava fuori dalla provincia di Venezia, ma distanze e contesti hanno assunto un'importanza relativa in epoca di smartphone e un video inevitabilmente girato con un cellulare durante la performance ha altrettanto inevitabilmente iniziato ad essere condiviso in giro fino a raggiungere i confini comunali di Venezia e destare l'interesse di quelli che si definiscono uffici competenti del suo luogo di lavoro. Per gli agenti è infatti previsto un codice di comportamento da osservare anche fuori dall'orario di servizio, quando si dismette la divisa e che evidentemente non comprende la possibilità di uno striptease in pubblico. Intanto la voce della vicenda ha preso a spargersi in città. Il giovane, sostengono in molti, ha sostanzialmente solo peccato di ingenuità e probabilmente la vicenda si concluderà con una tirata d'orecchi. Una vicenda particolare, direi, assolutamente particolare. Adesso siamo in attesa di collegarci con Treviso, tra poco andremo proprio in diretta lì a Treviso. Anzi, forse ci andiamo già, no? Chiedo alla regia perché ho... No? Allora tra un attimo. Intanto parliamo di sanità e lo facciamo spostandoci a Padova per parlare della sanità dal punto di vista della CISL con questo servizio di Guido Barbato. L'ULSS 6 progetta l'assunzione di 431 nuovi dipendenti tra OSS e infermieri nei prossimi 3 anni, ma la Regione boccia questo piano per superamento dei tetti di spesa. Anzi, chiede una riduzione dei costi del personale dell'ULSS padovana, l'unica a ricevere questa richiesta da Venezia, di oltre 70 milioni e mezzo nel triennio 22-24. Lo scambio di lettere tra ULSS 6 e Regione è stato analizzato dalla CISL, che ha tirato le conclusioni su questa contraddizione e fatto qualche proposta. Per sollecitare la Regione rispetto a quelli che sono i sacrosanti diritti dei cittadini padovani, quelli di avere un piano stabile e delle assunzioni e poi una spesa non tanto legata soltanto ai sacrosanti vincoli di spesa, ma anche ai reali fabbisogni dei cittadini padovani. Noi chiediamo sicuramente la sostituzione tempestiva del turnover. Oggi viviamo dei tempi tra le cessazioni e le assunzioni che sono biblici. Alla luce di questi dati, cioè la carenza di personale è ormai disumana. L'ospedale di Cittadella paga il dazio da oltre 1 anno e mezzo, mezza ortopedia chiusa. Abbiamo il territorio che è in grossissimo affanno, mancano circa 10 persone solo nel distretto di Campo San Piero e Cittadella e significa non dare servizi ai nostri cittadini. Il Covid Hospital di Schiavonia non è chiuso
Abbiamo ancora 40 posti letto occupati, manca personale infermieristico, mancano operatori sociosanitari, mancano infermieri, manca OS, ma ne mancano molti, tant'è che l'azienda ha esternalizzato il punto di primo intervento di Conselve e ha anche la proposta di esternalizzare il servizio trasporti dell'ospedale. Eccoci tornati e ci spostiamo subito, continuiamo a parlare di sanità, a dire il vero, però con il nostro Christian Arboit parliamo di sanità trevigiana, credo in chiave molto più positiva. Sentiamo un po' cosa sta succedendo dalle vostre parti. Christian, buongiorno. Buongiorno Federico, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Vi parliamo di sanità che funziona, di sanità di eccellenza, la sanità trevigiana che questa mattina ha presentato un nuovo importante servizio che entrerà in funzione dall'autunno di quest'anno, un centro di trapianto di midollo osseo allogenico, ma appunto per illustrarci questa nuova iniziativa c'è qui con noi il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Direttore, ci spieghi in che cosa consiste questo nuovo servizio? Questo nuovo servizio è per ovviamente tutti i pazienti che hanno malattie ematologiche, in particolare i tumori di natura ematologica. Io devo dire che questo servizio va a completamento del gran lavoro che ha fatto in questi anni il dottor Gherlinzoni dal 2004, dove ha fatto circa 900 trapianti allogenici, scusate, sì, autologhi, e doveva quindi arrivare al trapianto allogenico. Quindi con questo nuovo intervento siamo riusciti ad aprire questo centro. Ringrazio la Regione Veneto perché ci è stata vicina e ci ha supportato, e in particolare ringrazio ovviamente il dottor Gherlinzoni, la dottoressa Veronesi col centro trasfusionale, che oltretutto è accreditato dalla Banca del Sangue sia a livello nazionale, con tutti gli accreditamenti che servono appunto per fare il processo, e in particolare il professor Rondelli, Damiano Rondelli, che è venuto a supportarci e ci farà un training importante di apprendimento per poter aprire il centro. Ecco, molto operativamente, dottoressa Veronesi, che cosa rappresenta questo nuovo servizio per la sanità trevigiana e di che numeri stiamo parlando? Diverse decine di pazienti che potranno essere trattati con questa nuova metodologia. Sì, questo processo segna un cambio di passo dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, è un coronamento legato appunto a un'implementazione del processo già presente appunto di autotrapianto, che appunto si è chiuso nel migliore dei modi, con l'allotrapianto che partirà appunto entro l'anno, e i numeri sono circa 40-50 trapianti di tipo allogenico anno, e quindi questi numeri riguardano pazienti residenti, quindi pazienti che non si muoveranno più all'interno della regione o al di fuori della regione per avere garantita questa terapia che è un LEA, ma invece rimarranno all'interno della zona di residenza con tutti i comfort ovviamente annessi. E questo riguarda sia i pazienti della provincia di Treviso che quelli della provincia di Belluno, se non sbaglio. Sì. Ovviamente il Belluno afferisce in molte attività appunto alla Marca Trevigiana, e questa è una di quelle. Il laboratorio di medicina trasfusionale ha implementato molto in quest'ultimo periodo le piattaforme tecnologiche, grazie anche alla Regione Veneto, in modo tale da garantire il miglior match tra donatore e ricevente, implementando filiere quali appunto il cross match citofluorimetrico piuttosto che il chimerismo. Pone questo laboratorio, quindi questa struttura fra i più accreditati. Ecco, quindi sarà un orgoglio per la sanità trevigiana questo, direttore Benazzi, in un momento in cui si parla tanto di sanità pubblica. Siamo reduci da 2 anni di pandemia che ancora non è del tutto finita, quindi il tema della sanità territoriale è sempre molto sentito. Sì, mi permetta di ringraziare effettivamente tutti i sanitari dell'ULSS numero 2 del Veneto per
per il lavoro che hanno fatto nel periodo Covid. Nonostante che si faccia difficoltà a trovare specialisti, c'è stata veramente una grande abnegazione da parte dei colleghi. E poi ovviamente il territorio, ma credo che grazie anche al contributo delle associazioni di volontariato, l'AIL, l'ADMO e l'ADOCES, che sono coloro che sostanzialmente sostengono anche questo progetto, noi credo che riusciremo veramente a creare una rete importante sia nella nostra provincia che nella provincia di Belluno per dare una risposta ai pazienti con problematiche ematologiche. Ecco direttore, ci presenti il professore che è qui a fianco, è un luminare e aiuterà la sanità trevigiana in questa transizione, in questo nuovo servizio. Lo presento, è direttore del centro trapianti e dell'ematologia dell'Università dell'Illinois a Chicago, è credo tra i numeri uno nel mondo sostanzialmente per quanto riguarda i trapianti allogenici. È una persona che oltretutto è chiamata nel mondo a aprire centri di trapianto allogenico, quindi credo che noi siamo veramente onorati di avere il professore con noi. Ecco, professor Rondelli, che sfida l'attende qui a Treviso? È una sfida credo facile, perché sono persone molto competenti, un centro assolutamente avanzato e quindi si parte già in corsa. Ci sono una coesione di competenze e di rapporti umani che penso faciliteranno molto ad accorciare la curva di crescita per molti malati, quindi sono sicuro di un centro che crescerà in pochi anni a essere uno dei centri principali del Veneto, ma anche forse in Italia. Ecco Federico, io chiuderei con il professore con un esempio che ha riportato questa mattina anche alla presenza del governatore Zaia, ovvero in America ovviamente queste pratiche si fanno come altrove, ma sono però a pagamento e costano tanto per il paziente. Qui invece la sanità pubblica garantisce questo genere di operazioni. Ecco, professore, possiamo fare proprio questo passaggio? Sì, in America non paga il paziente, pagano le assicurazioni, che sono molto costose per i pazienti, però pagano gli ospedali, devono essere rimborsati, e se il paziente non ha un'assicurazione non può ricevere questo trattamento. Stiamo parlando di un trapianto allogenico di costi tra i 300 e i 500 mila dollari, e quindi è una delle procedure più costose che un ospedale può fornire ai malati, in assoluto. Quindi il fatto che la sanità pubblica possa garantire questo genere di operazioni è ovviamente una cosa eccezionale. Io come italiano che vivo negli Stati Uniti ammiro e apprezzo, e credo sia un valore spesso sottovalutato dagli italiani perché lo danno per scontato, ma è un grande valore che l'ospedale può dare ai cittadini, alla popolazione, ai malati e soprattutto alle loro famiglie. Grazie professore. Allora Federico, questo è il nuovo servizio che entrerà in funzione all'ospedale di Treviso. Come hai sentito riguarderà tutti i pazienti, non solo trevigiani ma anche della provincia di Belluno, che qui appunto si rivolgono per determinati servizi. Quindi insomma un nuovo tassello che si aggiunge, anche perché, ricordiamolo direttore, è un nuovo servizio questo, ma appunto la sanità trevigiana si prepara a inaugurare il nuovo ospedale. Sì, stiamo raggiungendo l'obiettivo che noi contiamo sia verso la fine di settembre per quanto riguarda la struttura. Stiamo un po' pagando lo scotto delle tecnologie, del ritardo legato appunto ai costi delle tecnologie, ma soprattutto a riuscire a procurarsi dei piccoli microchip eccetera. Per cui contiamo comunque entro l'anno di riuscire anche a ottenere tutte le grandi macchine, le nuove grandi macchine che verranno inserite nel nuovo edificio 36. Perfetto, grazie infinite Grazie, direttore Benazzi. Federico, ti restituisco la linea con Nicoletta Rizzetto. Grazie a te, grazie a Nicoletta naturalmente, buon lavoro. Insomma, ci hanno spiegato veramente bene nel dettaglio quali sono le novità nel ULSS Trevigiana. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo ancora insieme fino alle 13:30, ancora tanti servizi dalle nostre redazioni, insomma, come vedete non ci si annoia qui. Eccoci, tornati ancora insieme per l'ultima parte di Focus TG. Siamo insieme dalle 12, siamo stati a Padova, siamo stati a Venezia, a Treviso. Come vedete, insomma, i collegamenti con le nostre redazioni sono davvero utili in diretta
utili per capire un po' qual è la situazione, le notizie principali che arrivano dalle nostre varie città, quindi certamente direi un contributo importante, un valore aggiunto, ecco, se possiamo dire, al nostro Focus TG. E adesso andiamo a Vicenza, dove la redazione insomma ha un po' approfondito il caso di bollette a sporto rifiuti alle stelle. In realtà siamo a Due Ville, quindi non a Vicenza ma in provincia, dove i cittadini protestano perché appunto gli importi delle bollette sono aumentati di molto. Allora siamo andati a chiedere al sindaco se possa esserci magari qualche errore, ecco, nelle bollette. Sentiamo un po'. No, non sono errori, a meno che non ci sia qualche caso per cui l'ufficio bollettazione di Solaris è assolutamente a disposizione per dare delle informazioni nel caso ci fosse qualche errore, che può sempre succedere. Appunto è stato questo aumento, quindi l'importo così considerevole, che ha portato molti cittadini a dire: ma un attimo, fatemi capire da cosa è composta questa bolletta, cos'è che io pago effettivamente. Tutto regolare secondo il sindaco, che vuole smorzare le polemiche scoppiate nei social. La bolletta dei rifiuti a Due Ville ha subito dei rincari molto pesanti, quasi triplicati nella media. C'è chi lo scorso anno pagava 126 euro e ora si trova a doverne pagare 600. Molteplici le cause. Primo, una diversa modalità di calcolo della tariffa da parte dell'autorità di ARERA. Poi nel 2021 il Comune di Due Ville ha iniziato a inserire in tariffa anche l'ammortamento dell'ecocentro di nuova costruzione. Poi si sta pagando il saldo dell'anno 2021 con tariffe che sono aumentate nell'anno precedente. C'è chi anche ha sottolineato differenze sostanziali tra i comuni del circondario, serviti dalla stessa società di gestione rifiuti. Non è così corretto confrontarli, perché ogni comune ha deciso un tipo specifico di raccolta, ha deciso un tipo di servizio aggiuntivo al quale aderire, e quindi è veramente difficile. C'è chi ha l'isola ecologica, c'è chi ha l'umido stradale anziché l'umido porta a porta, quindi è veramente complicato. Risposte però che non hanno ancora convinto molti residenti, che nei giorni scorsi si sono radunati all'ingresso del comune per chiedere spiegazioni e dichiarare battaglia. Il sindaco però snocciola dati significativi. La media pro capite nazionale di servizio raccolta rifiuti è di circa 180 euro. La media del Veneto è di 145 euro a persona per tutto il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. La media del Comune di Due Ville, con i dati ultimi che abbiamo in possesso, è di circa 95 euro. La previsione è quella di cercare di contenere eventuali ulteriori aumenti e poi quest'anno vorremmo destinare dei fondi che abbiamo ancora da utilizzare per quello che viene definito fondone Covid, per abbattere appunto la tariffazione dell'anno 2022. Ancora la cronaca, perché purtroppo è morto la notte scorsa all'ospedale di Vicenza l'ex campione di ciclismo Dario Sonda, 31 anni, coinvolto venerdì scorso in un grave incidente stradale, vedete le immagini, a Romano de Zelino. Il 31enne di Bassano del Grappa, in sella al suo scooter, stava andando a lavorare, un'azienda di Romano, il suo posto di lavoro, quando si è scontrato con una BMW che arrivava in direzione opposta. Soccorso immediatamente, Sonda era stato portato in ospedale a Vicenza, ma le sue condizioni erano apparse subito gravissime. A diffondere la notizia è stata l'Unione Ciclisti Trevigiani, per cui Sonda aveva gareggiato. Tra l'altro era stato campione del mondo dello scratch, una specialità del ciclismo, tra gli juniores, quindi bruttissima notizia purtroppo. E andiamo adesso a Padova, dove Guido Barbato ci racconta di un servizio di bus navetta con lo stadio Euganeo, che però a quanto pare la domenica non c'è. Il Comune in questi giorni ha annunciato e ha già predisposto l'avvio di una nuova linea di autobus che arriverà partendo dalla stazione ferroviaria, sarà la numero 21, e passando per il centro di Padova arriverà nella zona dello stadio. Come vedete le fermate sono già state predisposte, siamo appunto in viale Nereo Rocco, arriverà allo stadio, proseguirà poi per la zona del carcere di via Due Palazzi e avrà capolinea nel rione piuttosto popoloso di Ponterotto e viceversa, è percorso di ritorno. Allora tutto bene, si partirà il 2 maggio, lunedì, solo che al momento non sono previste corse di domenica. Allora, quante partite ha giocato il Padova in questo campionato di ex Serie C?
quasi tutte, a parte qualcuna di martedì, se non sbaglio di mercoledì. Quante partite dovrà giocare il Padova da oggi alla fine dei playoff? Minimo 3, da quanto ho visto insomma, nel sito del Calcio Padova. Alcune saranno infrasettimanali, ma qualora tutto andasse bene, come noi tutti speriamo per la compagine biancoscudata, dovrà giocarne 3 di domenica, quindi o 2 qui all'Euganeo e una in esterna, o una in esterna, o una all'Euganeo e 2 in esterna, no? In trasferta. Ecco, speriamo che nel giro di non molti giorni, perché il Padova entrerà in ballo nei playoff il 17 maggio, che è un martedì, il Comune sistemi questa strana cosa in cui l'autobus predisposto per lo stadio però di qua alla domenica non passa, non ferma. È quindi da aggiustare sicuramente questa situazione, magari anche grazie alla segnalazione del nostro Guido Barbato. Ovvio che insomma, se si portano i passeggeri a uno stadio di calcio, insomma, uno stadio sportivo, ovviamente serve anche nel fine settimana. E vi avevo detto in apertura che la curva dell'epidemia sta scendendo da una settimana e questa è una notizia positiva. Oggi primo giorno senza mascherina e Green Pass e vi racconteremo com'è andata la giornata nel nostro TG questa sera. Invece si è svolto un corteo acqueo contro il passaggio delle grandi navi, naturalmente parliamo di Venezia, e contro nuovi scavi nella laguna, quindi comitati ambientalisti decisamente impegnati. Prossima manifestazione il 28 maggio. Si riaccende la battaglia sul passaggio delle grandi navi da crociera a Venezia. Dal 1 agosto 2021 il governo ha vietato il passaggio attraverso il canale della Giudecca fino al bacino di San Marco, ma la città e il suo fragile ecosistema non si esauriscono in questi 2 luoghi, sostengono i comitati No Grandi Navi e Ambiente Venezia. Una prima barcheggiata, come è stato ribattezzato il corteo acqueo partito oggi da San Trovaso, rappresenta solo l'aperitivo di una nuova manifestazione annunciata per il 28 maggio alle Zattere. La sentenza recente del TAR dà ragione a chi diceva no a Marghera e dà ragione a chi dice no alla folle idea di scavare il canale Vittorio Emanuele. Qui a Marghera le grandi navi non ci devono rimanere, non ci devono attraccare, le grandi navi devono rimanere fuori dalla laguna, è l'unica soluzione possibile per il bene di questa laguna e di questa città. L'impatto delle grandi navi è diffuso e sarebbe destinato a portare ulteriori conseguenze negative, sostengono le associazioni, se si rimettesse nuovamente mano al delicato equilibrio della laguna, come ad esempio con lo scavo del canale Vittorio Emanuele. Una vicenda, quella delle grandi navi a Venezia, resa ancora più intricata dalla recente sentenza del TAR che rimette in discussione il cosiddetto concorso di idee per la soluzione di approdi definitivi della croceristica. Eccoci ancora in studio, abbiamo l'ultimo quarto d'ora da trascorrere insieme a voi. Siamo stati, ve l'ho detto più volte, anche fuori dallo studio, ci siamo collegati con Padova, con Treviso, con Venezia. Adesso andiamo sull'altopiano, dove nasce l'organizzazione di gestione della destinazione turistica dell'altopiano, una struttura in cui insieme ci sono pubblico e privato proprio per gestire e progettare il futuro del turismo. La montagna vicentina ha fatto squadra, stiamo parlando dell'altopiano di 7 comuni, in particolar modo del comune di Asiago, del comune di Roana, di Foggia e di Lusiana Conco, che si sono messi assieme e hanno fatto richiesta alla regione di costituire l'USD Montagna Veneta. L'organizzazione di gestione della destinazione turistica dell'altopiano mira così a un sistema composto da pubblico e privato per poter intercettare al meglio i flussi turistici, proponendo un territorio e non un singolo comune. Servirà principalmente per dare una migliore offerta turistica attraverso una collaborazione efficiente tra sistema pubblico e sistema privato. Un ODG che nasce, diciamo, sì, su spinta degli enti pubblici, ma che vede la partecipazione di moltissime realtà private. Stiamo parlando anche di tantissime associazioni di categoria, ma anche di associazioni sportive, di associazioni che fanno vivere l'altopiano tutto l'anno, e finalmente diciamo che dopo tanti anni vediamo unità. Un pacchetto completo e allargato quindi per una montagna che non ha nulla da invidiare alle altre terre alte del Veneto.
Una strategia che sicuramente farà bene, abbiamo visto in questi 2 anni numeri importanti sull'altopiano di Asiago e sicuramente questa strategia di mettersi assieme, di fare gruppo servirà veramente a portare moltissime persone sul nostro altopiano, ma soprattutto anche a migliorare l'offerta turistica. Non tutti i comuni dell'altopiano hanno ancora aderito alla nuova OGD, ma lo spazio di manovra c'è tutto e c'è anche il tempo di accogliere nuovi soggetti. La volontà è quella di farla crescere questa realtà nei prossimi anni. Gli altri comuni stanno valutando questa opportunità, ma sono convinto che vedranno la bontà del progetto e capiranno quanto è importante oggi, soprattutto per essere competitivi nel mercato turistico, mettersi assieme e dare una grande offerta turistica, perché sappiamo benissimo che oggi il cliente è molto attento. Adesso, a proposito di altopiano, rimaniamo in zona, però allarghiamo un po' la visuale, parliamo di alpini, perché si preparano le grandi adunate, naturalmente, prima Rimini, la adunata nazionale, poi le penne nere si troveranno proprio sull'altopiano per il raduno del terzo raggruppamento alpini. Facciamo un po' il punto della situazione con Monica Smidal. È un grande orgoglio per noi alpini andare su quella città che ci sta aspettando da 2 anni. Per la 93esima adunata nazionale degli alpini, Rimini attende l'arrivo delle penne nere che in massa rispondono presente. Dopo i 2 anni di stop imposto dalla pandemia, torna la grande manifestazione che richiama alpini da tutta Italia ma anche dall'estero. Attese 450.000 persone, 90.000 le penne nere che sfileranno domenica 8 maggio sul lungomare. Un'adunata si vive un'esperienza eccezionale. Si ritorna a ritornare come essere servizio militare. Dopo si trovano gli amici, si trovano tante persone che ti fanno una grande festa, perciò è un entusiasmo molto grande. E dalla montagna raggiungeranno la costa anche gli alpini della sezione Monte Ortigara, già alle prese con l'organizzazione del raduno del terzo raggruppamento che si terrà dall'8 al 10 luglio sull'altopiano. Queste montagne, l'Ortigara in particolare, calvario dei soldati negli anni tremendi della Grande Guerra e luogo scelto per la prima adunata del 1920, riservano sempre emozioni profonde e intime per rendere onore a chi ha perso la vita in questi luoghi martoriati. La terra sacra degli alpini su quella colonna per non dimenticare che gli alpini e non alpini ci sono stati 30.000 morti. Ci aspettiamo sicuramente le 20-30.000 presenze di penne nere sull'altipiano, perché sull'altipiano è molto sentito, che è una terra che è stata molto durante la guerra e hanno dei ricordi molto particolari. Appuntamenti di grande importanza che il gruppo Media Nord-Est porterà nelle vostre case. Domenica 8 maggio vi racconteremo in diretta la grande adunata di Rimini con tutte le immagini del lungo sfilamento sul lungomare romagnolo. A luglio saranno 3 giorni di dirette a partire da venerdì 8 e fino a domenica 10 con approfondimenti e collegamenti per farvi vivere le emozioni degli alpini che tornano sull'altopiano 100 anni dopo la prima adunata nazionale. Avete sentito, alpini, Media Nord-Est è presente, seguirà appunto la sfilata nazionale di Rimini, ma insomma tanti appuntamenti che era giusto un po' ricordare che insomma sono nel cuore di tutti noi. Adesso andiamo a Recoaro Terme, dove Carlo Inghillei ci racconta dell'Istituto Alberghiero Artusi. Sono terminati i lavori per la prevenzione incendi, a breve verranno rifatte le facciate, insomma un istituto scolastico che cambia pelle e ovviamente si adegua ai tempi. Recoaro, l'istituto alberghiero Artusi è un punto di riferimento tradizionale per la cittadina termale, ma ha bisogno di essere ammodernato. Con 1,5 milioni di euro la provincia di Vicenza investe sul futuro di questa scuola storica, riqualificandola con lavori su pareti, impianti, soffitti, scale e adeguandola alle norme di prevenzione incendi. La scuola è diventata più confortevole, più moderna, e questo ovviamente va a tutto vantaggio della nostra offerta formativa.
Ma i lavori all'Istituto Alberghiero Artusi non finiscono qui. La provincia ha già messo a disposizione un altro 1.750.000 euro per il rifacimento delle facciate. Lavori importanti, oltre 3 milioni di euro di investimenti che abbiamo già fatto per la messa in sicurezza della scuola e che faremo anche per il rifacimento delle facciate. Un importante investimento che la provincia di Vicenza ha fatto direttamente con le risorse economiche a disposizione. Da Vicenza, dalla provincia che si occupa quindi della gestione anche del patrimonio immobiliare scolastico, insomma mantenendolo e ammodernandolo quando serve, parliamo di ambiente, perché Padova è tra le 100 città europee scelte dalla Commissione europea per arrivare all'impatto climatico zero entro il 2030, quindi una sorta di laboratorio, ecco, diciamo, sul clima che verrà portato anche a Padova, attivato anche a Padova. Padova città green. La Commissione europea ha ufficializzato l'elenco delle 100 città scelte sulla base del lavoro e i programmi in campo e presentati per essere il volano in Europa per la neutralità climatica, anticipando il termine al 2030 anziché al 2050 come nel resto d'Europa. Padova è stata premiata insieme ad altre 99 città europee ed in particolare ad altre 8 città italiane: Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Parma, Prato, Roma e Torino. È l'unica città veneta. Le città selezionate saranno in prima linea nella transizione alla neutralità climatica, secondo gli obiettivi del Green Deal europeo. Per la comunità questi interventi si tradurranno in molteplici vantaggi in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, meno traffico e stili di vita più sani. Padova nello specifico guiderà la sfida urbana alla decarbonizzazione e alla riqualificazione ecologica, diventando Mission City, ovvero luogo di sperimentazione e innovazione in ambito climatico a livello europeo. Le Mission Cities riceveranno 360 milioni di euro di finanziamento Horizon Europe per il periodo 2022-2023 per avviare i percorsi di innovazione verso la neutralità climatica. Le azioni da mettere in campo attraverso il finanziamento riguarderanno la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica e la pianificazione urbana verde. Troviamo sempre un collegamento tra un servizio e l'altro. Allora, questo parlava di ambiente, delle emissioni zero, sempre di ambiente parliamo adesso con Guido Barbato, però ambiente legato ai Colli Euganei e quindi insomma spazi che i cittadini utilizzano per rilassarsi, ecco, specialmente nelle giornate di festa, e da sempre insomma luogo di relax particolare è il Passo delle Fiorine sul Monte della Madonna, che dal 1° maggio però è diventato a pagamento, e questa è una grossa novità. La sosta è regolamentata, una sbarra per limitare gli accessi ed evitare l'invasione di un grande prato che è grande, è vero, ma nei giorni di festa viene letteralmente preso d'assalto. Vediamo un po' cosa è successo e cosa sta succedendo. Per molti, ma non per troppi, soprattutto se tra i tantissimi frequentatori del Monte Madonna ci sono gli incivili che lo trattano male. Perciò il comune di Teolo mette a pagamento dal 1° maggio il parcheggio di Passo Fiorine e anche quello dell'Abbazia di Praglia. Su via Monte della Madonna, dal 1° maggio al 31 ottobre, ci sarà anche il divieto di sosta su entrambi i lati della via per evitare la sosta selvaggia, soprattutto nei fine settimana. Io ritengo che sia giusto perché teniamo un po' più controllata la zona, che ultimamente era un po' abbandonata. Abbiamo sempre trovato tanta sporcizia che invece non c'era mai. E il barbecue ha attirato molta più gente di prima era un po' più tranquilla come zona, adesso invece sta diventando un po' troppo selvaggia. Se è una possibilità per tenere controllata la zona e tenere pulito e in ordine, ci può stare. E se io pago un servizio, pago il parcheggio perché mi serva, perché venga mantenuto pulito e quant'altro, mi può stare bene. Diciamo che comunque c'è molta gente che viene qua il sabato e la domenica è una roba impressionante, quindi non lo so, però mettere i parcheggi nei colli mi sembra una cosa un po' fuori luogo. È giusto regolamentare, prima bisogna capire veramente cosa vogliono fare, però è chiaro, se mettono le sbarre che dopo diventa complicato passare, per me non c'è problema, vengo sui piedi, ma per chi magari è in difficoltà... Il provvedimento comunale per Passo Fiorine è sperimentale e durerà 2 anni, dal 1° marzo al 31 ottobre. Il parcheggio sarà a pagamento dalle 8 alle 22 di tutti i giorni, €1 l'ora e €5 tutto il giorno. Esauriti tutti i posti disponibili, verrà abbassata la sbarra da poco collocata al varco tra via Bettone e via Monte Madonna, dove un sistema di lettura delle targhe farà da contatore.
A Praglia invece il parcheggio sarà a pagamento tutto l'anno, dalle 8 alle 20, nei festivi dalle 13, alle stesse tariffe. Gli autobus pagheranno 10 euro al giorno. Per i residenti del comune di Teolo è previsto un abbonamento annuale del costo di 10 euro per il quale verrà rilasciato un contrassegno. Esonerati gli invalidi. Mi pare molto chiaro quello che succederà, avete sentito anche l'opinione dei cittadini che è sempre così importante per noi, quindi insomma opinioni anche diverse, vediamo questa sperimentazione come andrà. Dai colli al mare adesso andiamo a Caorle, scusate, andiamo a Caorle dove saranno protagoniste regate e vento per far ripartire l'economia. Cielo terzo, temperature miti e un benefico vento di nord-est intorno ai 10 nodi. Previsioni con cui ha preso il via la 200, regata che vede Caorle destinazione di grande rilievo per le manifestazioni veliche. Appuntamento prestigioso e organizzato con il Comune, assessorato allo sport e attività produttive, Confcommercio, Confesercenti e Federalberghi. Non soltanto vele e bolina per il campionato italiano di offshore, ma anche opportunità per far ripartire il commercio e l'intera filiera economica del turismo con le sue attività ricettive. E dopo la 200 sarà la volta della 500 che vedrà coinvolti velisti, albergatori e ristoratori impiegati pure nella gara di cucina che animerà le banchine del Porto Peschereggio a fine maggio, prima dello start previsto sabato 28 maggio. Più di un centinaio complessivamente le imbarcazioni coinvolte che vedranno una platea internazionale approdare nel nostro territorio per conoscere non soltanto il mare ma anche i casoni tanto cari a Ernest Hemingway. 13:27, c'è ancora tempo per parlare di sport, per andare a Vicenza e insomma per raccontarvi che la squadra cittadina è salva. Un incredibile risultato finale con Vicenza-Lecce, insomma, che porta bene i tifosi del Vicenza. Il boato liberatorio della curva sud dei tifosi del Vicenza dopo il fischio finale di una partita incredibile. Vicenza-Lecce finisce 2-1 con un rocambolesco rovesciamento di fronte del risultato dalla metà del secondo tempo fino al termine. Vicenza è una città blindata, uno spiegamento di forza dell'ordine eccezionale, ha stretto le opposte tifoserie in cordoni di sicurezza che hanno impedito fino alla fine che accadessero scontri o tafferugli, anche nel finale, il momento più delicato del match che ha visto deludere le aspettative dei pugliesi. Per la cronaca un petardo lanciato dai tifosi giallo-rossi ha stordito il portiere del Vicenza che è uscito in barella. Qui la partita è stata sospesa per 11 minuti. Decine di autobus hanno atteso l'uscita dei tifosi ospiti all'interno del recinto di sicurezza del Menti, sotto lo sguardo vigile dei reparti antisommossa schierati. Sono stati accompagnati in stazione sotto scorta senza che si registrassero violenze fino alla fine. Un ottimo risultato per Vicenza, ma anche per il Lanerossi Vicenza, che al 58esimo del secondo tempo ha infilato il gol della vittoria. L'obiettivo di oggi è stato raggiunto. Il destino dell'Ane si giocherà domenica prossima. Quindi ecco, mi sono forse spiegato male, la prossima settimana diciamo il verdetto finale, però insomma ci stava un po' anche vedere che cosa è accaduto al Menti, allo stadio Menti. Avete visto insomma che l'esultanza è andata un po' di pari passo anche al controllo dell'ordine pubblico da parte delle forze dell'ordine. Dicevo, siamo arrivati alla fine e naturalmente il mio appello è quello di farvi rimanere con noi tutto il pomeriggio, i nostri programmi, e poi verso sera dalle 18:50 l'appuntamento con i nostri notiziari, prima Bassano, poi Vicenza. Insomma vi aggiorneremo su tutto quello che sta accadendo in queste ore. Intanto grazie per averci seguito e buon pranzo.